E ciao a tutti da Paola 4, ben trovati anche oggi. Parliamo di artisti, bravissimi artisti. Tra l'altro lui ha fatto tantissime cose, ha lavorato con il tour di Ligabue, con la prima band di Ligabue. Sto parlando, anzi facciamo una cosa, facciamo parlare subito lui, ve lo presento, un bravissimo artista, lo ricorderete sicuramente anche da The Voice, Lorenzo Campani. Ciao, buongiorno, ben trovato. Ciao. Allora, siamo pronti per parlare subito di questo tuo nuovo lavoro dal titolo Basta, featuring con Claudia Maigret, che anche noi abbiamo conosciuto, tra l'altro bravissima artista anche lei. Prima di raccontare un po' tutto il percorso di Lorenzo Campani, che è vastissimo, cioè io ho visto che hai fatto veramente 1 miliardo di cose, vorrei raccontato cos'è Basta. Basta a cosa? Basta è una canzone che parla di una scelta, di un voler chiudere qualcosa per riaprire qualcosa di altrettanto bello. Il sentimento purtroppo non sempre si riesce a recuperare, dunque molte volte conviene dire ok, guardiamoci negli occhi, teniamo quello che è di buono, quello che è stato di buono nel passato e cerchiamo felicità da altre parti. Come nasce la collaborazione? Perché ho visto che non è la prima volta che realizzi delle collaborazioni, ti piace duettare spesso? Sì, diciamo che ho avuto in questo periodo 2 collaborazioni, diciamo, a livello vocale. Uno volevo accostare la mia voce, la mia musica, quello che sono le mie canzoni con un rapper. E lì ho avuto l'opportunità di conoscere Maxi B con il penultimo singolo che è uscito, che si chiama Scappiamo Adesso, e poi invece qua abbiamo cercato, assieme appunto agli autori della canzone, abbiamo cercato una voce che fosse simile alla mia, cioè una voce femminile che avesse, diciamo, queste sonorità rock, questo graffiato, questa bella voce calda, ecco, sì. Brava. No, infatti l'ho notato anch'io. Lorenzo, sono curiosa di conoscere anche un po' la tua opinione su The Voice, ecco, come ti sei trovato, insomma, cosa pensi del risultato ottenuto a The Voice? The Voice è stato, per me il risultato è stato buono, nel senso che comunque sono riuscito ad arrivare nelle fasi finali, comunque sono molto contento. The Voice, come tanti altri talent, hanno una pecca, non considerano la musica come un prodotto appunto musicale, ma un prodotto televisivo, e purtroppo non c'è soltanto in alcuni casi ritroviamo un percorso curato. Percorso curato vuol dire con la giusta promozione, con i giusti investimenti, con le radio che ascoltano e con i rispettivi live e concerti organizzati dalle agenzie. Purtroppo il talent viene rappresentato soltanto una parte di un cantante, di un interprete, e purtroppo non sempre anche viene rappresentata al meglio, perché se pensi che nei talent viene imposta una canzone, una cover, quando comunque insomma un cantante, un interprete che arriva a queste grandi trasmissioni dovrebbe imporre lui le proprie canzoni o comunque le proprie cover che hanno fatto la storia della sua voce. Io sono stato abbastanza fortunato, perché anzi sono stato abbastanza capace, nel senso che cocciuto più che altro. Ho insistito a voler fare delle canzoni e la cosa comunque mi ha premiato molto, perché con la blind audition ho cantato La Sera dei Miracoli, che era una canzone non sconosciuta, però insomma non era una delle più conosciute di Lucio Dalla, e la cosa mi ha premiato molto, e questa canzone, la mia idea era quella di portare questa canzone in prima serata, insomma cercare di dare più luce possibile a questa canzone, che merita veramente di essere ascoltata da tutte le orecchie italiane e non. È uno dei capolavori di Lucio Dalla sicuramente. Io ti ringrazio tantissimo, Lorenzo, è stato un piacere enorme chiacchierare con te. Lorenzo Campani, featuring Claudia Maigret, vi lascio con Basta, e in bocca al lupo sempre, e speriamo di vederci presto in Sicilia.
Crepi il lupo, Paola, e insomma ti abbraccio veramente forte, e in Sicilia ci saremo sicuramente con Notre Dame, verremo a fare un giro sicuramente. Ciao Lorenzo Campani, grazie mille, a prestissimo, ciao. Ciao.